Una scoperta della città che attira turisti italiani e stranieri, ma anche turisti di prossimità da tutte le zone del Veneto. Sono numeri da incorniciare quelli registrati dalla città del Santo, che proprio nell'approssimarsi del 13 giugno, festa di Sant'Antonio, ha visto presenze in crescita per partecipare alla giornata straordinaria che Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est, ha seguito in diretta dall'alba al tramonto, portando anche la solenne processione lungo le vie della città in tutte le vostre case. A fare un bilancio delle presenze turistiche a Padova l'assessore alla cultura del comune Andrea Colasio. Padova Urbspeak è diventato un brand internazionale e devo dire che i dati relativi al primo trimestre di quest'anno sui pernottamenti sono decisamente confortanti. Stiamo superando i dati record del 2019, seppur di poco. E anche quest'ultimo weekend abbiamo aperto gratuitamente gli spazi cittadini museali ai pellegrini, ai padovani, con una risposta di pubblico decisamente significativa. Vi sono giornate in cui più di 1000 persone sono entrate in Palazzo della Ragione, abbiamo avuto 4000 presenze in 4 giorni alla Cappella degli Scrovegni e diverse migliaia di padovani hanno visitato gratuitamente il Museo Civico agli Eremitani. Molti veneti che magari a Padova hanno studiato all'università che riscoprono la città. Padova non era mai stata percepita come una città d'arte, come una città di cultura. Diciamo che i dati che abbiamo registrato in questi ultimi 2 anni vengono ad asseverare questa tesi. Da Vicenza, da Verona, da Rovigo, da Venezia e da Treviso arrivano moltissimi turisti. Per molti ovviamente non c'è il pernottamento, ma c'è il desiderio di scoprire una città che non era percepita come città d'arte e che oggi, grazie alla nuova narrazione che fa di Padova la capitale mondiale dell'affresco e del Trecento, i veneti hanno voglia finalmente di scoprire.